La rinaturazione dell'area del Po diventa in realtà un'occasione per tutti i nostri territori, perché si dà l'opportunità di valorizzare e di riportare alla natura un'area che fa parte della storia del nostro territorio. In questo caso sono stati investiti 357 milioni che hanno permesso di riportare appunto alla natura aree in cui c'è stato l'intervento dell'uomo, ma oggi noi abbiamo l'opportunità di creare le condizioni per poter valorizzare, ma nello stesso tempo mettere in sicurezza. Attraverso appunto i fondi che ci sono arrivati con il PNRR, creiamo le condizioni per svolgere un'attività anche sul territorio che permette di armonizzare l'attività di chi abita sul territorio e nello stesso tempo anche la natura. Questo ha previsto il coinvolgimento di enti e istituzioni ed è la dimostrazione pratica di come si è in grado di creare sinergia e di perseguire degli obiettivi anche in tempi stringenti, dando anche dimostrazione dell'abilità e delle capacità delle nostre maestranze e delle anche competenze tecniche che siamo in grado di mettere in campo.